Buonasera e buon venerdì cari amici telespettatori, torna come sempre il nostro podcast Caffè Sospeso by Lollo. Buonasera a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, come c'è Vittorio Bernardo in cabina di regia che vado a salutare, ringraziare e saluto e ringrazio il nostro Vincenzo Testa che si guarda nel monitor di servizio in attesa di essere inquadrato. In attesa di essere inquadrato, non lo sapevo che avrebbe inquadrato me. No, come lo sapevo? Non lo sapevo, poteva inquadrare qualunque altra cosa. Falso, sei un falso. Ciao a tutti, ciao Riccardo. Sei sono un grande contento. attore. Grazie mille. Grazie. Sei un grande attore. Sono contento di essere qui di nuovo con te. Che bello. Da quanti giorni che non ci culo vedevamo? proprio, Da quanti verrebbe da giorni? Da dire. una settimana. Non sono mai abbastanza, Vero. mai abbastanza. Però visto che sei così bravo come attore, oggi ti facciamo giudicare. No. Lo sai da chi? No. Da Daniele Ciniglio. troppo- Ciao Daniele. Ciao, Daniele. No, io non posso giudicare nessuno. Meno male, io- una tensione c'è. No, ma guarda che lui ce l'ha, se vuoi fare poi. qualche sketch con Vincenzo. Ma per me chiunque ce l'ha, Eh. io parto sempre da questo presupposto. Cioè, mi ha non elogiato, però ha detto vabbè, non sei come No, tutti gli non è altri. vero, Anche se perché fai schifo non lo vali puoi fare. nulla. No, io sono uno che dà fiducia, ok, prima ottimo, in primis sì. a me stesso, ma pure agli altri. Tutti abbiamo un talento nascosto, magari nel tuo caso bene. invece è meno nascosto che in altri. che non sappiamo. Vedi, bene, partiamo benissimo, Ti sei ingallozzito, eh? Veramente sono pieno di energie ora. Daniele, tu invece giovanissimo di energie ne hai tante, Sì. ti stiamo scoprendo nel corso degli ultimi anni, insomma la tua strada l'hai bella che decisa in questo momento, Sì, la stai sì. percorrendo come una bella macchina di Formula 1, perché guarda, io non nascondo che ovviamente ti seguo, Grazie. vedo quello che è il tuo modo anche di interagire con il pubblico e lo trovo un qualcosa di estremamente interessante e ce ne parlerai tu tra un po'. Grazie, Quindi parlaci grazie. un pochino innanzitutto di quella che è la tua attualmente mestiere, la tua vita. Allora, semplicemente io faccio questa cosa del web, ormai sono 10 anni, però sì, come dicevi tu, negli ultimi anni c'è stato un exploit, se così si può dire. Tu sei giovanissimo. Sì, ho 30 anni, non si direbbe, vero? 30 anni. Però non si direbbe, diciamo che non si direbbe. 30 anni, no, veramente 30 anni, però non c'ho la barba. Sarà quello, perché Ah, guarda, incredibile, secondo me è ancora era più piccolo. tipo Keanu Reeves. Sì, ma proprio anche con la stessa proprio abilità nel fare questo A mestiere. combattere pure come... Sì, tra l'altro mi sono trovato a fare, apro una piccola parentesi, per la mia prima volta un gioco di realtà aumentata col visore un paio di giorni fa a casa di Carlo Caracciolo, che è un altro amico attore. E veramente c'è stato questo video che ho messo ieri su Instagram perché Silvia, la mia fidanzata, mi ha ripreso mentre io mi muovevo nello spazio e sembravo Keanu Reeves, però sai, quello là che ti usciva dalle le DVD delle bancarelle quando eravamo sì, piccoli. quello. Ti aspettavi Matrix e invece Usciva esco io che mi muovo. Ma hai detto le bancarelle e non Emule, perché lì... No, perché sai, là un'altra- usciva, usciva diciamo... usciva un'altra sorta Sì, di sì, Keanu sì, Reeves. sì, sì. Ci sta, ma tra l'altro Silvia appare molto spesso nei tuoi video. Sì, che tra l'altro è una... salutiamo, lo Salutiamo su tutte le camere. Su ogni camera, quindi sì, sono sì, sì. 10 saluti abbiamo alzato Sì. tutti. No, lei che tra l'altro tra poco sarà ufficialmente un ingegnere meccanico per l'energia e l'ambiente, spero di averlo detto giusto, ma mi perdonerà. Sostenibile, insomma. Sì. E così mi dà la possibilità, ecco, di usufruire della sua figura e del suo Preparati, talento. perché mia moglie fa quello, quindi il ingegneri... collega, No, ma ormai sono 6 anni che siamo insieme, un po' ho capito l'andazzo, ma è giusto che sia così. Ma ti capita quando entra nel dettaglio e ti spiega tutti sti vari tecnici Come che no? non ci capisci niente? Assolutamente no, ma comunque Esatto, devi però- ascoltare. però bello, complimenti, Devi È un ascoltare. atteggiamento tipico degli ingegneri, quindi. È una cosa proprio su cui anche lei gioca parecchio e devo dire la verità, abbiamo fatto anche dei video al riguardo dove ci divertiamo a giocare un po' sull'atteggiamento tipico dell'ingegnere, ma devo dire la verità che anche nei video, non perché è la mia fidanzata, ma non sfigura e difatti è nata questa cosa e facciamo video L'hai insieme. buttata tu o lei aveva già Non mi questa- sarei mai azzardato a farlo per un semplice motivo che non avrei mai voluto
che lei si sentisse costretta a fare una cosa che poi magari non era nelle sue corde, ed è successo tutto, penso 2 o 3 anni fa, che eravamo in vacanza, io non avevo contenuti da lanciare in quel momento e lei mi disse Dani, se vuoi scrivere qualcosa e ti fa piacere avere una spalla, almeno per questo mesetto ti posso aiutare. Io non me lo feci ripetere 2 volte, poi a me quando dici scrivi una cosa mi dai proprio là, perché io la sera scrissi il video e il giorno dopo lo girammo in spiaggia, e poi da quel momento in poi non ci siamo più fermati, anzi spesso e volentieri anche dei partner con cui lavoriamo chiedono di fare il video di coppia con lei, È ormai è diventato anche per lei, diciamo, un lavoretto per arrotondare, E ecco. questo c'è la tua ragazza, ma io nei video vedo anche, non so se è veramente tua madre No, o no, non è veramente tua madre. No, è la grande Maria Bulignano che, Ok. diciamo, mi ha onorato di entrare a far parte della mia vita, e praticamente da quel momento in poi abbiamo iniziato a fare delle collaborazioni insieme. Come nel caso di Silvia, anche nel caso di Maria, lei mi aveva detto: se hai qualcosa. Io subito mi sono messo a scrivere, perché mi piace proprio creare dei contenuti per le persone che ho davanti e provare a valorizzarle, e quindi è nata questa bellissima collaborazione. Adesso stiamo pensando ad una webserie e anche ad uno spettacolo di stand-up a 2, quindi generazionale. Bellissimo. Sì. Comunque Daniele, se hai qualcosa che vuoi scrivere, Va bene, vedi? Così Non si è lanciato. bisogna cogliere l'opportunità. assolutamente sì. A tuo rischio e pericolo. Ma non fa niente, guarda che veramente ci Ah no, sono state anche... è giusto che io te lo dica, perché Ma altrimenti io- poi tu torni sui tuoi passi, però tu non mi avevi avvisato. E io ti ringrazio, ti Se qualcosa ringrazio. lo denunci, tranquilla. Ma sì, tanto non è più Al nemmeno che massimo lo problema c'è. facciamo poi fare all'IA, capito? Prendiamo la Sì, sua... facciamo chat GPT, Sì, non c'è che qua è problema. sempre più popolare. Esattamente, sempre più radicata. tra Sempre più l'altro. radicata qua. Sì, Ma sì. a te, tra social e teatro, o anche cinema, televisione, cosa preferisci? Guarda, la cosa che a me piace più in assoluto è la scrittura. Ok. Quindi questa... parte autorale, Sì, insomma. piacendomi tanto la parte, diciamo, proprio di ideazione delle sceneggiature, delle storie, qualsiasi mezzo a disposizione, che sia il teatro, sia la televisione o il web, è per me appunto solamente un canale di sfogo di quella creatività che è il motivo per cui ho iniziato a fare questo mestiere. È ovvio che poi ogni piattaforma ha le sue regole, il teatro ha le sue, il web eccetera eccetera, e quindi là bisogna adattarsi rispetto al mezzo che devi andare a, diciamo, si dice in gergo economico, penetrare, anche se sembra un gergo differente. Tornando al Ken Esatto, Reeves. tornando a The Mule. E quindi in base a quello poi mi adatto. Se devo dire in generale il mezzo su cui mi sono trovato meglio a esprimere quello che avevo dentro è stato il mezzo cinematografico. Ho scritto più di una sceneggiatura cinematografica di cose che ancora ovviamente per forza di cose non hanno ancora visto la luce, Ok. chissà se lo faranno mai. Però ecco, in quella concretizzare in 1 ora e mezza, 2 ore di film tutto un pensiero, una storia, è la cosa che mi ha divertito di più fare, perché poi sul web bisogna essere anche bravi a stringere. Sì. Io per esempio i video là da 10-15 secondi non sono in grado proprio di farli, io qualcosa la devo dire, quindi in genere i video miei durano almeno 2 minuti e mezzo, quindi hanno Un bisogno minimo di storytelling, insomma. sì, di un certo ascolto, ed è il motivo per cui, però è anche il motivo per cui magari il pubblico si affeziona, perché sa che quando va a vedere un mio contenuto, che possa apprezzare o meno quello che ho da dire, però sa che ho da dire qualcosa. E io dico sempre, quando uno vede un mio contenuto, vede una storia e vede una verità, che poi la mia verità non è detto che la condivida, però Certo. sa che quantomeno esiste, cioè non è un qualcosa di lontano da quello che Ma penso poi tra io. l'altro in quelli che sono insomma i tuoi contenuti, i tuoi video, io ho sempre ritrovato un qualcosa di molto empatico, il tentativo di arrivare poi a coloro che sono i tuoi follower, chiamiamoli così, oppure gli spettatori. Credo che questa sia una grande forza. Come ci lavori tu anche nel tuo piccolo, anche nel tuo quotidiano, per provare, diciamo, a realizzare sempre qualcosa di così
Allora, forte ed empatico con le persone. conta che il lavoro che faccio è quello, diciamo, di andare innanzitutto per argomenti. Ok, a me piace molto anche informarmi su quello che succede, guardarmi molto attorno, e quindi io penso in primis all'idea, Ok. parlo di questo argomento qua, poi su quell'argomento vado anche spesso e volentieri ad informarmi, perché a volte porto anche negli sketch delle statistiche a supporto, che a me piace, cioè piace anche l'idea di poter informare attraverso la comicità, di poter dare un valore aggiunto attraverso anche una risata, e quindi il lavoro è idea, sceneggiatura e poi girato e produzione vera e propria. E diciamo che tra l'idea e la produzione ci possono passare anche settimane, se non mesi, oppure poche ore a seconda appunto dell'ispirazione del momento. Però in genere è questa il processo che mi piace fare, e mi piace pensare anche che se uno ha dei numeri ha anche una responsabilità nei confronti delle persone che ti ascoltano, e quindi mi piace anche non dico non deludere, perché a volte si può anche deludere con un pensiero o una battuta che magari non piace, però quantomeno avere la responsabilità che quel pubblico che ti sta vedendo si aspetta qualcosa da te e vuole qualcosa da te. Allora io cerco in qualche modo di... Bello questo Ma infatti ho pensiero, notato questa che ricerca poi. ogni monologo che hai fatto comunque nascondeva, anche i video che fai sui social nascondono un messaggio dietro. Sì, Comunque quasi tutti, sì. Preferisco altri, anche il video più stupido del mondo. C'è un qualcosa, fondamentalmente. C'è un'idea di una visione che ho della realtà. È difficile, non dico impossibile, perché veramente penso di aver fatto 2000-3000 contenuti da quando ho iniziato. Però è molto difficile trovare un video dove non dico nulla se non quello che è la battuta. non è una storia fine a sé stessa, insomma. È molto difficile, cioè, cerco di non farlo più che altro, un'altra cosa che cerco di non fare è di ripetere la stessa battuta, in alto questa è una mia fissa, perché poi ho notato negli anni che quando ricondividi un video vecchio la gente non si ricorda neanche che l'aveva visto, perché c'è una fruizione così veloce. Ormai sì. Però è anche un esercizio mentale, a volte mi capita magari di fare un video sulla stessa tematica, però voglio sperimentare in modo diverso. Sì, poi cambia anche il modo di scrivere negli anni. Esatto, perché stavo pensando che se tu facevi una battuta nel 2020 magari oggi non farebbe più ridere. No, perché no. è diverso il... No, ma forse neanche io mi riconosco in quella tipologia di scrittura. Ho visto delle cose mie del 2018-2019 che non conoscevo, appunto Silvia, e lei diceva magari bello questo contenuto, avevi una bella comicità, però non la riconosco più mia, e quindi diciamo che magari riprendo dei concetti per portarli, che ne so, nelle serate di stand up, però cambio completamente la costruzione, perché ci sta. Ma stavo pensando tra l'altro che ora tu fai stand up comedy, Sì. però quando andasti a Italia's Got Talent, che era 5 anni fa penso, 5 anni fa, sì. alla fine il pezzo che portasti più che comico era molto serio. Sì, era agrodolce, mettiamola così. Agrodolce. Perché inizia con una battuta e poi si... diventa sempre più Sì, serio. che poi è una cosa che continuo a fare con i monologhi web. Diciamo che sulla stand up sto facendo più da un paio d'anni un lavoro sempre di andare a prendere degli argomenti che non siano solamente comici, quindi è un lavoro particolare che sto provando a fare, e portarli in comicità, quindi affrontare anche tematiche. Per esempio nel mio spettacolo affronto la tematica della morte e di tutti i modi che oggi come esseri umani abbiamo di morire, perché siamo bombardati da guerre, cambiamento climatico, catastrofi naturali, eccetera eccetera. Allora in comicità cerco di dare anche dei dati su queste cose qua. Oppure recentemente sto provando un pezzo sul porno proprio, e che porta a supporto una serie di dati, sempre per dare, diciamo, attenzione a un argomento magari di cui si parla poco, che può essere anche la dipendenza
dal porno, oppure non lo so, Per sulle far riflettere. sui Campi insomma. Flegrei ho fatto tutto un pezzo comico che Sì. però mette in luce una serie A me piace di questa ricerca anche del dato, che comunque alla Sì, fine poi sì. ritorna sempre in quelli Sì. che sono Si fare uno spettacolo, chiamarlo Istat. sì, questo ogni tanto vedi, Arriva, tu ce libertà l'ha. invece Lui crede poco in me, invece lui è un pessimo ma io ti manager. sprono ok, a fare- guarda che Ah, Istat è Istat è una, carino. una bella idea. Devi vedere solo se è Fatto legale, non so papà. se Istat puoi usare il nome, non so se Vabbè, magari non facciamo so se è boh, copyright Istat. Statit facciamo, Oppure facciamo cosa il contrario. AI Stat, così siamo AI anche, Istat. così siamo anche attuali. Come la vedi l'intelligenza artificiale? Ma guarda, Potrebbe rubare il lavoro di un autore. ma sì, certo, però che fai? Negli anni 90 dici no, non uso il cellulare perché poi mi La- ruba che il mi vende le lavoro, penne. capito? E alla fine prendi un mezzo che è una tecnologia che sarà destinata a crescere sempre di più e la provi ad utilizzare a tuo supporto, non puoi che fare questo. Certo. E dico la verità, per esempio adesso l'intelligenza artificiale mi aiuta molto per esempio nella raccolta dei dati, perché io prima andavo cercando negli articoli, io magari chiedo a ChatGPT trovami dei dati su questa cosa qua e allegami le fonti, perché poi è una cosa su cui ci tengo parecchio Sono le fonti, e verificare che la molte fonte volte sia all'inizio attendibile. soprattutto si inventava un po' di cose. Esatto, io dico sempre dammi la statistica e la fonte, vedo se la fonte è attendibile e la utilizzo diciamo, a mio supporto, e comunque mi aiuta molto nel lavoro che faccio. E se aiuta me, immagino quanto stia aiutando i grafici, quanto stia aiutando i giornalisti anche, Presenti voglio dire. anche noi. Quindi la vedo come una grande risorsa in questo momento, anche se poi da lì, come tutte le grandi risorse che abbiamo avuto, anche perché noi viviamo, penso, nell'epoca tecnologica per eccellenza, dove in 30 anni abbiamo vissuto dal Walkman, siamo arrivati appunto al visore. Dobbiamo imparare, ecco, a far sì che sia una cosa di supporto, Esatto. una tecnologia di E supporto non e non di sostitutiva. distruzione Sì. sostitutiva. Anche se comunque abbiamo vissuto il boom della tecnologia, ma senza macchine volanti, ricordiamo. Senza Sto macchine. pensando al Ritorno al futuro. Sì. quindi, Ma tutti i film in realtà, pure come si chiamava? Blade Runner. Ah, sì. Blade Runner, uguale. Ma tu immagini, meglio così, immagina già Napoli macchine. con le macchine Ma che il stanno a traffico aereo terra. poi. Succede quello che ma succede. lasciamo stare. Le macchine volanti solo in Giappone, Sai se come funziona? vogliamo. si può stare, Una può rapina stare. aerea poi. Sì, perché tu magari loro arrivano di lato, tu ne scendi giù, capito? Non ti continuano a bloccare a 360. Scendi dalla macchina, che fai? E tu fai, ragazzi, scendiamo giù e me la do. Ci sarebbe Borrelli tra una Anche macchina e un lì, piccione a parcheggiate. dire con qua il- non puoi stare. Con il jetpack, Sì. me lo immagino, Borrelli col Ci jetpack. sarebbe, no? Guarda, è una visione che a me piace in realtà. Spero il più lontano possibile di vederlo questa visione, non tanto per Borrelli col jetpack. ma Ci in sta. generale. Comunque con l'intelligenza artificiale io ho una visione diversa, cioè nel senso è vero che ci cambia molto le cose, Ok. però l'essere umano, come diceva prima Riccardo, tu mostri molta empatia, Sì. il computer può replicarla, però non riuscirà mai a creare qualcosa. Non è autentico. Mai. Diciamo che non è autentico, autentico. anche proprio nel sentimento. Su Sì. questo perciò ti dico, la cosa che secondo me oggi fortunatamente si sta riscoprendo e sembrava quasi star per scomparire durante il Covid è il live, il teatro. Sì, sì. Durante il Covid c'è stata una crisi forse la più grande del teatro mai vissuta, e ad oggi invece vedo che anche molti colleghi del web, anche che fanno tutt'altro, non contenuti appunto sketch o monologhi, stanno facendo i loro spettacoli dal vivo. Infatti praticamente chiunque Sta sia facendo facendo lo spettacolo dal vivo, perché effettivamente una cosa che ad oggi, poi non si sa, però ad oggi l'intelligenza artificiale non sembra minacciare, è proprio l'esperienza dal vivo, anzi io vedo che nel futuro prossimo l'esperienza dal vivo sarà quella cosa, è l'unica cosa per cui varrà la pena scendere di casa e per dire ecco c'è un altro essere umano come me che sta facendo delle cose, perché il cinema ce l'abbiamo in casa appunto con il visore, si possono vedere i film a 360 gradi, stai seduto a fianco a Bradley Cooper che si beve la birra durante una notte da leoni, e a teatro questa cosa c'è come si dice carne ed ossa, quindi
quell'esperienza là io spero che sia forse il salvagente dell'umanità. Bello Speriamo che questo. si mantenga. Sì, noi ce l'auguriamo, anche perché poi se proviamo a pensare come possa essere rimpiazzato, come dicevi tu, francamente Per la adesso vedo, non è- la vedo difficile. per adesso Poi non è figurati, possibile. tra oggi sarà diverso da domani. Sì, si sì, A un possono- certo punto lo faranno i robot, probabilmente, esattamente. che saranno in carne ed ossa, però per adesso questo rimane ancora un'ancora di salvataggio. Tony Servillo robot, me lo immagino, Sì. qualcosa di un te robot anche qui. Me robot bello. Anche, ma anche Oh. no. Facciamo un po'. Gli anni 90 questo qua. Robot degli anni 90, questo questi è erano gli il errori di robot bug degli dell'epoca. anni. Facciamo un passo indietro. Quando ti sei avvicinato a quello che adesso è diventato poi il tuo mestiere? Cioè, quando hai capito io voglio fare questo nella vita? Ma avevo probabilmente 12 anni, 11-12 anni che È un progetto a scuola. Esatto, vedi. Vedi. Vabbè, era facile alla fine, non sarò né il primo né Non sta l'ultimo. sorprendendo, No, io te l'ho presentato male, Oggi ma è una giornata per poi. no, ma oggi secondo sta me fortissimo. no, comunque è un progetto a scuola che facemmo con Giffoni. Feci il protagonista di questo cortometraggio che andò benissimo, vincemmo il primo premio in questo concorso organizzato da Giffoni. Io da lì dissi mi piace troppo sta cosa di recitare, la vedevo proprio, la sentivo proprio una cosa mia, e da là ho provato in ogni modo a poter fare delle cose, e fino a che sono arrivato al punto a 19 anni di aprire il mio canale, la mia pagina Facebook, perché se nessuno mi dava la possibilità di fare questo mestiere decisi che me la sarei data da solo, e così ho fatto. E da allora a questo momento, affiancandolo anche a degli studi accademici che ho fatto ovviamente, sono arrivato ad oggi, appunto sono stati 10-11 anni di contenuti, e onestamente quello che dico spesso anche ai ragazzi che spesso vedo nelle scuole è che io a 19 anni ho iniziato, ma ci stavo pensando già da 4-5 anni. Sono stati 4-5 anni di mo lo faccio, mo non lo faccio, ma la gente che dice la famosa frase che ognuno di noi ha pensato prima di intraprendere una strada, e alla fine la gente dirà sempre le stesse cose. All'inizio dirà che sei un cretino che si mette a fare le stupidaggini sul web, poi quando però diventi magari Un pochino più conosciuto diranno ma lo sai, io sono amico di Daniele, che l'ho adesso, sempre supportato. adesso ha un nome, non è più quel Ma cretino. tra l'altro io ho visto la tua pagina Facebook, ci sono le recensioni su Facebook e c'è il 96% positivo. Io mi sono chiesto, ma il 4%? Che recensione negativa ha fatto? Cioè, è andata là- Haters. Sì, ma anche perché non è che un ristorante dice ho mangiato male, non mi sono trovato il No, 4% di persone sono andate là a mettere una stella, dire, che dire, no? Mi sta antipatico, non lo so perché non l'ho trovate quelle E recensioni. poi sono scesi e sono andati a votare Di Maio. Vedi? Era quel periodo là forse. Adesso È quel 4%. però si unisce, esatto, ha superato anche la No, soglia no, di no. sbarramento in quel caso. Scherzo, Ci sta, io ci sta. vabbè. Voglio bene a Luigi Di Maio, tra l'altro. Salutiamo, Salutiamo ci Luigi, segue ci segue. ogni volta. Quindi. Sì, vabbè, ma lui ha comunque il suo tempo da poter Ti riempire. dica il venerdì sera che fai se non guardi Sì. il caffè Alle sul 21, studio, quello la si fa. prima serata, scherzo. Abbiamo fatto anche concorrenza a Sanremo. È vero, è vero, è vero. Come no? Ma stavamo lì con lo share. Sì, no, ma immagino. 2-3 punti di scarpa. Ma Amadeus ha detto mamma mia quanto avrei voluto lavorare con voi l'anno scorso, invece... Invece sei rimasto. Ma io penso perciò si sia fatto da parte. Sì, Amadeus sì, sì, no, Sì, quest'anno. ma perché doveva prendere il posto di Vincenzo, poi Ok. alla fine ovvio. Noi avremmo proposto No, di più. Tu hai un contratto blindatissimo e quindi non sei più- capita, può capita. capitare. E ricapiterà Anche i migliori. ancora. Torniamo a fare i seri. I seri, esattamente. Torniamo a fare Diciamo abbiamo così. parlato anche di, insomma, prima di Italia's Got Talent, di quello che è stato il tuo, che poi non dico che è stato un po' un trampolino lancio, però lì sei diventato proprio virale. Indubbiamente ancora oggi la televisione, diciamo, al suo ti dà questa sorta di spinta che altri mezzi ancora non danno. Più che altro ti dà quell'autorevolezza, perché quando finisci in TV per molti ok, lo fai di lavoro. Sul web, siccome tutti lo possono fare, tutti possono prendere un cellulare e mettersi online, devi avere comunque quel livello di come dire, di concentrazione tale da dire ok, c'è chi lo fa in un modo, chi in un altro, allora riesci a capire che uno lo fa di mestiere e uno no. Però invece la televisione, siccome non è una cosa raggiungibile da tutti, se ci arrivi, ok, io che guardo non ci posso arrivare, quindi ok, è autorevole, è una cosa che
che ha una validità diversa. E quindi questa cosa qua mi ha dato la televisione. E la cosa bella è che ancora oggi, dopo 5 anni, in tantissimi si ricordano del pezzo che ho fatto, che non ho scritto apposta per Italia's Got Talent. Questo ci tengo sempre a dirlo, perché sai, spesso mi è capitato, spesso in realtà meno di quel che si crede, mi è capitato quel 4% che sotto il video di Italia's Got Talent avesse scritto, ecco, ha portato il pezzo sulla camorra perché così andava in televisione. In realtà è stato l'opposto, cioè io avevo fatto questo pezzo identico e preciso, anzi con delle chiuse differenti che poi mi hanno fatto tagliare in televisione, che avevo messo sulla mia pagina. Ah, quindi c'era già una censura, pure non era Rai, era Mediaset all'epoca. No, è Sky. Sky. E Comunque censuravano. sì, vabbè, perché facevo proprio dei paragoni. Vabbè, il pezzo c'è comunque Online. ancora, se non Ok. sbaglio, sulla mia pagina. Loro videro questo pezzo e mi chiesero di andare a fare i provini. Ah, ok. Quindi furono loro ad attenzionarmi, anche perché non l'avrei mai fatto, per il semplice motivo che io l'anno prima avevo fatto i provini per Italia's Got Talent con un altro pezzo, arrivai praticamente alla fase prima di finire in TV, con praticamente la convinzione e la promessa che sarei finito in TV, E invece- ma così non fu, ovviamente. Quanti provini si fanno prima? 4 fasi si facevano all'epoca, e quindi quando loro mi chiamarono dissi vai, vieni a fare questo provino, io inizialmente dissi anche no, perché dissi voi no, L'anno scorso. ebbi finalmente la possibilità di sfogarmi con una poverella che disse giustamente dall'altro lato no, ma io non c'ero manco alla scuola degli autori dell'anno Non scorso. mi interessa. Sono stato assunta oggi. No, cioè, è il mio primo giorno di non lavoro. da via con me, c'aveva tutto ragione, però io uno ero stupido. Giustamente. E disse no, vieni, guarda che il pezzo è bello, non ti preoccupare. Comunque alla fine dei conti effettivamente poi quello è stato il pezzo vincente, quindi diciamo che se la vogliamo vedere, che a me piace sempre vedere da un punto di vista di energie, di karma, era il pezzo giusto. Poi magari l'anno prima non avrebbe avuto quel successo là. Il pezzo Anche che quello non- là hai dovuto fare 4 fasi sempre. Sì, anche questo qua però furono Più veloci. cioè io quando andai lì cioè, loro non vollero neanche sentirlo il monologo, Perché per loro dirti. avevano capito che Avevano funzionava già in TV. capito che funzionava, mi fecero fare delle modifiche, quindi sono stato un po' in contatto con un'autrice fino a poi registrare a settembre, quindi 4 mesi dopo dal primo incontro. E niente, nel frattempo stavo in villaggio perché facevo l'animatore e nel frattempo mi sentivo questa autrice. Quindi se nel video sono abbronzato e nero è perché, Perché era avevo appena finito la... Mentre facevi il gioco aperitivo, aspetta un Sì, attimo. sì. E quindi- Bellissimo però. Sì, questa E là. poi dopo quell'esperienza, diciamo, è cambiato in qualche modo. Ma dopo quell'esperienza in realtà ti dico la verità, sono stati 3-4 mesi dove non sapevo bene o male come gestire la mia pagina web, perché avevo capito che molta gente si aspettava che io facessi determinati tipi di contenuti. La falsariga di quelli. Esatto. Poi è venuto anche il Covid, che è stata un po' una condanna per me, perché tutto quell'esploit che mi aveva dato dal punto di vista della visibilità è rimasto, però dal punto di vista delle opportunità Era un io freno. le ho perse, Certo. perché si è bloccato tutto. E allora ho detto, ma sai che c'è di nuovo? Sto a casa, voglio scrivere, voglio dire delle cose, lo faccio a modo mio. E quindi ho iniziato a fare i contenuti che tutt'oggi faccio, sketch e monologhi, e che la gente fortunatamente ha continuato a seguirmi. Poi ho conosciuto Paolo Caiazzo, ho fatto delle cose con Paolo, ho fatto delle cose da solo, le cose con Maria Bolignano, insomma, sempre cose differenti. Paolo era la prossima domanda, il rapporto con Paolo, insomma tutti gli sketch avete fatto insieme, lo vedi un po' come insomma anche un po' un papà lavorativo? Sì, assolutamente. Con Paolo è stato, diciamo, è stato un periodo in cui ancora oggi collaboriamo sul web di meno, ma perché diciamo che è lui che si sta dedicando molto più al live, giustamente ha un sacco di spettacoli con cui è in giro e non abbiamo sempre la possibilità di fare delle cose insieme, però per anni abbiamo fatto una web serie insieme, abbiamo fatto 3 spettacoli a teatro insieme. L'ultimo con cui stiamo girando, che si chiama Boomer, è tratto da una web serie che abbiamo scritto insieme nel 2022, diventato spettacolo teatrale nel 2024,
scritto anche da me, quindi è stata anche la mia prima esperienza di scrittura di commedia teatrale e che ancora oggi sta girando. Abbiamo fatto più di 100 date con Boomer, è stato veramente un bel successo e devo dire che grazie a lui, se poi io dal web sono uscito e ho iniziato a fare sia commedia che stand up, perché lui a un certo punto ha detto: guarda, secondo me scrivi bene, hai una presenza divertente, cioè se provi a scrivere anche per il live secondo me può andare bene. Ed effettivamente ho scritto il mio primo spettacolo che si chiamava Fuori dal web, che è scritto da me e poi corretto da Paolo, quindi ovviamente mi ha dato una grande mano anche a scrivere il mio primo spettacolo. E poi dopo ovviamente ho iniziato a capire qual era la mia dimensione anche nel live con la stand up, qual era il mio modo di scrivere per il live, che cambia un po' rispetto al web, anche se poi i messaggi sono gli stessi. E ho iniziato a scrivere da solo e tutt'oggi faccio con il mio collettivo di stand up, scrivo delle cose e le vado a provare di settimana in settimana. Senti, la web serie con Paolo, insomma, lui lì faceva il professore, voi eravate Sì, una classe molto diversa tra Sì. di... Quanto c'è di Daniele studente Ma vero nel guarda, personaggio? in realtà pochissimo, perché io al di là dell'aspetto del battutista, perché io sono sempre stato quello che diceva la cazzata dietro ai banchi, ma non ero mai maleducato, anzi una cosa a cui io tengo parecchio, al rispetto anche della figura del professionale che ho di fronte e anche del rispetto dell'età. Quindi non ho mai, cioè a me non mi hanno mai richiamato per essere scostumato, maleducato, ma perché effettivamente a volte esageravo con le battute, però si creava sempre un bel rapporto tra me e i professori. Quindi quello me lo sono portato, però per il resto ero uno che studiacchiava per quello che poteva, abbastanza, non ho mai avuto debiti, diciamo se la cavava. Sì, se la ma anche con un po' di simpatia. Ho fatto il liceo scientifico, poi mi sono laureato in economia aziendale, quindi ho proseguito con il pezzo di carta. Esattamente, quello praticamente tutti ce l'abbiamo Vabbè, ormai. ma È il importante, pezzo di come dice mamma, Sì, è il piano B, il famoso piano B. Ci sta. Ma in stand-up comedy, no? Parliamo dell'argomento stand-up comedy. Sì. Ti capita mai di avere di fronte un pubblico difficile, chiamiamolo così, che non ride? Sì, può capitare, però diciamo che io credo fermamente che se il pubblico di fronte a te non ride, al di là del fatto che ci possono essere dei fattori ambientali per cui in una determinata serata il pubblico non ride, faccio per dire, vai in una piazza mentre tu stai facendo lo spettacolo, nel frattempo c'è quello delle giostre che parla e annuncia che sta iniziando il giro sul Takata, Che già fa ridere questa situazione. là avrai grande difficoltà a tirarti l'attenzione. Oppure nel classico villaggio turistico, sei in anfiteatro, ci sono i bambini che giocano davanti, quei fattori ambientali possono discriminare la tua performance e quindi darti molta difficoltà ad entrare in empatia col pubblico, fino addirittura a fare un flop totale. Ma quando c'hai un pubblico, come spesso e volentieri accade nelle serate di stand up, dove vengono per vedere dei comici e per ridere, quindi ti danno attenzione, se poi di fronte a, cioè se poi la tua performance non crea quel riso, può essere dovuto anche al fatto che il comico in quella serata è una serata perché come succede al calciatore di poter non essere in forma, può succedere anche al comico, perché il comico dà secondo me il 70% da come entra, cioè proprio come giocatore che entra in campo. Secondo me se in quel momento è una serata la performance non sarà top, e poi dipende anche da come tu scrivi, da quello che dice a determinato pubblico. Devi anche leggere il pubblico che hai di fronte e in base a quello, ecco, quella è un'altra sfida che a me piace tanto, ma quella me la porto dal web, cioè il saper utilizzare delle parole che vadano bene un po' per tutti, perché a me sul web mi seguono sia su Facebook che su TikTok, però i video vanno bene su entrambe le piattaforme. Gen Z e boomer praticamente. Perché io provo a usare un linguaggio anche quando scrivo che non sia comprensibile solo da una delle due generazioni, ma da entrambe, perché ho sempre detto che la comicità non deve dividere ma deve unire. E quindi questa è una sorta di mio obiettivo, di mia missione, cioè creare dei testi che facciano ridere chiunque. Cioè, a me piace vedere nei miei spettacoli la mamma e il figlio che vengono a divertirsi insieme,
E allora quando fai questo tipo di lavoro e di scrittura può capitare, però è molto difficile che non riesca proprio ad entrare in empatia col pubblico, perché un pezzo per la generazione di mia mamma, un pezzo per la generazione dei ragazzi, io ce l'ho sempre, diverso. ok? Però riesci a... Ho scritto sempre per entrambi e quindi bene o male riesco a prendermi un po' di simpatie. È che non è una cosa facile. Io ho fatto una tesi sul black humor e i boomer, quelli che noi chiamiamo boomer, non lo capiscono proprio. È difficile. Però non lo capiscono solo se tu gliela butti in un determinato modo, in un determinato linguaggio che lui ritiene neanche più irriverente ma offensivo. Sì. Perché diciamo che la nostra generazione ha iniziato a perdonare una determinata tipologia di linguaggio che la vecchia generazione non fa, per una estrazione culturale, anche molto cattolica, perché noi siamo un paese molto cattolico. Però se tu quello stesso messaggio lo riesci a riscrivere in modo che sia quanto più universale possibile. Io ti dico che faccio dei pezzi, come ho detto prima, sulla morte, parlando anche del problema dei tumori, che è black humor, però io ho visto signore anche di 60-70 anni ridere a quella cosa là, anche se stiamo parlando di un argomento che ci deve andare veramente piano, soprattutto dalle nostre parti, perché utilizzo magari un linguaggio che non sia eccessivamente duro, ma che ti faccia arrivare comunque la battuta. Torniamo al discorso della ricerca che facevamo prima, quindi questo davvero ti fa molto onore. Ma guarda, io penso una cosa, ma questo non l'ho scoperto io e lo si dice da sempre, il gioco è lo stesso oggi, cioè, se tu vedi i film degli anni 80, far ridere con la parolaccia era semplice. È tutto più difficile. Ancora oggi, se tu vai da un ragazzo di 16 a 7 anni, gli porti il pezzo con la bestemmia, è come la parolaccia degli anni 80. Là la parolaccia era la trasgressione e faceva ridere il ragazzo, oggi la bestemmia è la trasgressione e fa ridere il giovane. Ma se tu riesci a far ridere negli anni 80 senza dire la parolaccia, oggi senza dire la bestemmia, secondo me hai vinto. Sì, sono d'accordo. Anche se oggi ormai la bestemmia un po' l'hanno usata praticamente talmente tanto. Oggi fa anche un po' gioco, guarda, io sono uno che bestemmia, quindi faccio stand up. Sì, ma cosa mi vuoi dire? Cioè, ok. Non trovo tanto il collegamento. Se me la porti a supporto, se me la porti a supporto di un discorso, di un ragionamento comico, allora io te la perdono anche. Ma se me la porti così come oggi si parla, in maniera esplicita del sesso, dell'autoerotismo, eccetera, eccetera, anche quegli argomenti là, trattati in un determinato modo, se tu lo vai a raccontare a mia mamma dice: ma Dani, ma che stai dicendo? Ma chi si sta buono? Cioè, così mi risponde. Io ho fatto il pezzo sul porno e sull'autoerotismo 2 settimane fa, dove facciamo noi stand up, dove c'era un pubblico anche sia diciamo molto giovane che molto over, e ha fatto ridere. Perché gliene parlo in un determinato modo, facendo anche dei riferimenti magari sui loro tempi, insomma, facendo anche dei paragoni generazionali. Ora io non dico che quello che come scrivo io è la scrittura vincente, dico solo che quel lavoro della stand-up oggi è un lavoro dove bisogna prestare molta attenzione a quello che si scrive e non bisogna per forza nascondersi dietro vabbè, non hanno riso perché non mi hanno capito, perché così è troppo facile secondo me. Cioè, se non hanno riso, a meno che non ci sono quei fattori ambientali di cui prima, c'è un motivo. E a proposito di questo, come lo vedi lo stand-up comedian che interagisce col pubblico e basa tutta la sua stand-up sull'interazione col pubblico? Perché alcuni la vedono, dicono no, ci sta, altri dicono... Ma guarda, io penso che l'obiettivo del comico in quanto tale è far ridere. Quindi tu vai là, vieni pagato per far ridere, ok? Poi nel momento in cui, ecco, io apprezzo molto di più chi fa ridere attraverso uno spettacolo totalmente di improvvisazione, se lo sa fare. Io ho uno dei miei amici più stretti che è Antonio Giuliano, che sta nel mio collettivo, che fa solo uno spettacolo di sola improvvisazione e lo fa benissimo, anche evitando quei classici meccanismi di prendo una persona tra il pubblico e la bullizzo per tutta la serata, perché si tratta, per come la vedo io, molti comici fanno del vero bullismo che poi viene mascherato da siamo in uno spettacolo.
amen, e lo fa benissimo. E tu alla fine della serata hai pagato uno spettacolo per ridere e hai riso, quindi Sì. hai raggiunto il tuo obiettivo, e apprezzo molto di più quello che chi invece va via dalla serata e dice però questo pubblico non mi ha capito, e intanto però ti ha pagato per ridere, non l'hai fatto ridere. Pensa se l'ha insultato e non ride nemmeno. Capito? È vero, Vabbè. Quindi quella è una cosa molto difficile, l'improvvisazione. Ci Poi sta. quando riesci ad unire l'improvvisazione anche ad un ragionamento un po' più importante, Che non è facile. per quello. me è ancora meglio. Però ti ripeto, ognuno ha il suo obiettivo. L'obiettivo finale è far ridere. Ed è il motivo per cui io non scrivo nella mia bio comico o stand-up. Io ho scritto racconto storie, perché è veramente quello che piace fare a me. Poi che ti faccio ridere, a me fa piacerissimo, a me interessa molto di più e tu vada via, hai pagato e voglio che tu vada via arricchito. Se io pago un servizio, mi deve rimanere qualcosa, un bene. Siccome noi non vendiamo nulla ma aria, parole, allora vorrei almeno che quelle parole avessero un peso. Sì. C'era tra l'altro uno spettacolo di, non ricordo quale comico americano famoso, in cui uno dal pubblico diceva quando inizia la parte divertente. Ok. E lui diceva, hai imparato una cosa stasera, che la vita non è giusta, tu hai pagato il biglietto e non ti sto facendo ridere. E poi faceva una domanda. Mi sembra fosse oddio, Jimmy Kerr. Può Si essere, chiama, sì. Kerr, mi pare si chiama, oddio. È uno dei più famosi. Sì, ho capito, Sono ho capito addentrato chi era. senza dire il nome, dovevo cercarlo Sì, prima, faccio più assolutamente. bella figura. No, Sei stato bravo qua. Grazie mille, Riccardo. È Tra l'altro bravissimo. il tuo Instagram è la mia routine, Esatto, sì. quindi tu dici questa è la mia routine, è il mio diario. Esatto, sì, tranquillo. sì, e faccio quello che racconto storie, che poi è la verità, cioè rispecchia completamente quello che faccio. Hai avuto dei comici o attori di riferimento nel corso della tua... Come no? Io ho la fortuna innanzitutto, e lo devo dire, di poter lavorare ancora oggi con quelli che per me sono stati un riferimento per quando ero piccolino. Cioè Paolo per me era veramente un riferimento quando ero piccolo, Maria era un riferimento per me, e già poterci lavorare insieme e ancora di più avere l'onore di poter scrivere delle cose. Io con Maria sto scrivendo un nuovo spettacolo di stand-up, provando a scrivere anche qualcosa per lei, e il fatto che lei mi dia fiducia per me significa tantissimo. Stessa cosa è successa con Paolo in commedia o sul web. E poi io sono cresciuto a pane e totò, questo lo dico sempre. Io ho l'immagine impressa di mio padre, buonanima, che tornavo a casa dopo scuola e lui dopo mangiato si metteva sul divano fino alle 4 del pomeriggio e dalle 2 alle 4 faceva zapping sui canali diciamo regionali fin quando non trovava un Totò, e qualsiasi fosse si fermava anche se era a metà film perché li conosceva a memoria, e ci vedevamo diciamo questi capolavori che poi erano film tremendi dal punto di vista delle trame, però là, cioè quello Magnetico. era magnetico, Tra l'altro spettacolo. dopo pranzo fino alle 4. Sì. Quindi ti perdevi Dragon Ball che avevi sulla maglietta. Ci vedeva- no, Dragon Ball, se non erro, all'epoca stava dall'1:30 alle 2. Esatto. Ok. Poi facciamo Quella l'1:30 alle giusta 2. mezz'ora. Addirittura quando io ero piccolo, Dragon Ball lo faceva alle 7 di sera su Italia 1. Ah. Quindi poi c'è stato il cambio di Io sono la palinsesto, generazione- si faceva Dragon Ball e poi il wrestling. Difatti Ah. sono rimaste poi due mie grandi passioni. Anche il wrestling. Sì, io sono un grande fan del wrestling. Ancora oggi. Ma adesso sono venuti recentemente in Italia, se non vado errato. Sì, è venuto a Bologna, io, Ah. io ero in Giappone, quindi non... Meglio, con tutto il Sì, bene sì, quel sì, wrestling, sì, sì. meglio il Ho visto No. che Maurizio Merluzzo è entrato. Sì. No, a far adesso in parte. molti ne stanno parlando. Io vi svelo una chicca, questo per dire. Non è reale. No, non era. Quando avevo 16 anni, io ho fatto per 2 anni il telecronista della TNA, che era una federazione che faceva concorrenza alla WWE, e non lo faceva nessuno in Italia, non la trasmetteva nessuno in Italia, quindi su questo forum si trovavano ovviamente le puntate americane da scaricare. Allora noi cosa facevamo? Le scaricavamo, le commentavamo in italiano e poi le Geniale. mettevamo online, ovviamente senza diritti, senza Ovviamente, nulla. Tant'è all'epoca vero non era che un quando problema. mi pare GXT o D-Max, non mi ricordo perfettamente, iniziò ad attenzionare i diritti della TNA, la prima cosa che fecero mandare una lettera all'amministratore del forum per dire adesso però i diritti basta. mo basta, poi non l'hanno fatto, non l'hanno più fatto, non ricordo. Bello quando il copyright non era un problema. Sì. Poi quando. E facevo questa cosa, io così ho imparato l'inglese perché traducevo poi tutti i promo che i lottatori facevano Bellissimo. in
in inglese, me li traducevo dopo scuola e poi li doppiavo. Allora te lo devo dire, il tuo wrestler preferito? John Cena. John Ma Cena. io sono dell'era di John Cena. Vabbè, you ci can sta. see me. Sì, sì, sì. Ci La sta. mia fidanzata... Di che anno sei? Io sono il 94. Ok, 97 è più o meno. Pure ho letto che adesso è tornato però in versione, No, adesso versione praticamente versione sta- cattiva. Sì, adesso praticamente sta facendo il suo tour di addio. Quindi a dicembre farà, penso, il suo ultimo incontro. No, WrestleMania sta adesso, è stata 2 settimane dove lui affronterà Cody Rhodes. E da cattivo, è diventato cattivo, strano, tradendo i fan, non era mai successo. Sì. Però io, anche se è cattivo, continuo a tifarlo. Ma già là che storytelling che c'hanno. Ma lì guarda, infatti Sissi, tra l'altro ecco, Sissi quando ci siamo fidanzati, la prima cosa che lei rimase sciocca, lei non sapeva che fosse finto, quindi ti faccio capire quanto non sapesse nulla di wrestling, e pensa oggi vediamo i show settimanali insieme. E l'altro giorno mi diceva però mamma mia, seguire tutte le storyline è complicato, perché non è solamente le mazzate, ma è tutto quello che avviene. Sì, è la storia dietro. Vabbè, per 365 giorni all'anno che non si fermano mai. È una soap, Sì. è praticamente Ma tra una l'altro, soap. io ho visto, quando ero piccolo mi scioccò questa cosa di Undertaker che non è nato come personaggio dark, no? È nato fare come motociclista. prima mi pare era dark, poi è diventato motociclista americano, poi è continuato a C'è il cambiare. cambio di quelle che loro chiamano le gimmick, Esatto, cioè i sì, personaggi sì. cambiano, Sì. poi qualcuno non è mai cambiato, pure John Cena è partito, lui inizialmente si chiamava The Prototype quando stava nella federazione di sviluppo della WWE, poi è diventato il re del rap, quindi diventa un rapper. My Time Is Now, quel periodo lì. Quando ha fatto poi anche l'album da cui è tratta la sua canzone d'ingresso, e poi è diventato quello che è oggi John Cena, quindi il paladino, e adesso è cattivo. Adesso è Quindi diventato cattivo. vedi cambiato quanti di nuovo. cambiamenti. Tra l'altro mi ricordo il periodo di Kane che era mascherato, Sì. e quello cicciottello, come si chiama? Paul Heyman, quello là che stava con Undertaker. no, Paul Bearer, Esatto, che poi è Che aveva la cucina in falsetto. esatto, che è morto, lui è un grande, Aveva l'urna, lui portava esatto, l'urna. esatto, lui era il manager Incredibile. Ma allora possiamo fare un programma sul wrestling? Chissà quanti autori ci sono dietro. Lì il team creativo è penso. molto grande, Sì. e lì pensa che cambia anche la bontà del prodotto in base al capo team. No? Ogni tot anni cambia, o è cambiato per scelte dirigenziali, e spesso e volentieri i fan più accaniti tipo me, quando vedono che le storie iniziano un po' a peccare d'originalità, dicono Cambiamo. ok, dovete cambiare, non funziona. Sarebbe bello magari scrivere per qualche wrestler. Molto bello. Pensa a fare il video, abbiamo portato. Ma conta che la maggior wrestler- parte dei wrestler hanno appunto i copioni, cioè Sì. hanno gli autori, però ci sono anche alcuni tipo John Cena, tipo CM Punk, che si scrivono i loro pezzi oppure fanno a braccio, cioè sanno dove devono andare a parare, e quindi Là anche... pure c'è un lavoro. No, di ma là è preparazione lavoro, vabbè, straordinario. lavoro fisico, è il primo che vedi, perché vedi che sono tutti enormi, eccetera, eccetera, e vabbè, e quello lo vedi subito. Però c'è anche quello di recitazione. C'è un lavoro di fianco che è recitazione, un lavoro importantissimo. di coinvolgimento del Coordinazione pubblico, anche, coordinazione. No, guarda, sono veramente degli atleti e degli artisti a 360 gradi. Bello, sarebbe Mi è bello. venuta in mente una domanda, non so se mi rispondi con un wrestler oppure no. Se dovessi scegliere un attore oppure no con cui fare uno spettacolo, non vale dire De Laurentiis, Ok, no, diciamo una stand-up a due, con chi vorresti farlo? una stand-up a due, conta che questo è un lavoro molto competitivo quello che facciamo, perché infatti perciò l'idea di farlo con Maria è molto bella, perché è generazionale, quindi Non c'è competizione. non c'è competizione. Quindi diciamo che forse ti direi, forse più che fare la stand-up a due, scrivere qualcosa con qualcuno, oppure fare, per esempio, guarda, un'idea che io ho da un po' di tempo sarebbe quella di fare dei monologhi all'interno di alcuni dischi musicali. Cioè, perché oggigiorno, vabbè, l'album è fatto spesso e volentieri, sono i pezzi e basta. Una volta c'era lo story, cioè una volta, dovrebbe ancora esserci, però ne fanno così tanti, come noi facciamo video web, ormai c'è un'overproduzione di
di cose che non ti permette di pensare al concept album. Sì. Però a me piacerebbe, ecco, sposare un artista e dire facciamo un concept album insieme, raccontiamo una storia attraverso la musica e io ti do una mano dal punto di vista autoriale, magari scrivendoti l'intro e l'outro. Una cosa che mi piacerebbe fare questa. Anche perché diversi artisti... Tipo con Joelie, tipo con... non so, con No, ci sono alcuni artisti che hanno un concetto simile. Uno dei miei artisti preferiti è Gamon, che in questo momento sta facendo un qualcosa fortissimo Gamon. Esattamente, che sta facendo un qualcosa che non è né teatrale né un concerto. Lui fa questa spettacoli, diciamo così, dove racconta e ogni tanto intervalla con delle canzoni nuove, inedite, raccontando anche lì il percorso di storytelling di questo Tra l'altro spettacolo. sta facendo stand-up comedy ora. Sì, adesso vabbè, diciamo che non sta cambiando, ogni anno fa un qualcosa di diverso. Lui è molto bravo, ed è uno dei miei artisti preferiti, fa però un album, me lo torni a fare, giusto solo per lui, solo per me. Sì, con la copia. Penso che Gamon è stata anche la canzone di Gamon, Inguaribile Romantico, la canzone del tuo matrimonio, del ballo, del primo ballo. Solo per me. Potevi andare pure al matrimonio, che vabbè. Esatto. Non apriamo. Ci ho provato, ma ha risposto, beh, lasciamo stare. No, sto scherzando. Dopo mostriamo il messaggio che ti prego, vieni. Fatti tu. Detto questo, quindi stavamo dicendo una persona, un comico, con cui vorresti comunque, diciamo, esibirti. Diciamo che ad oggi, oppure un'altra, diciamo, per esempio io vado a impazzire per Pieraccioni. A me Pieraccioni piace tanto e è una persona con cui mi piacerebbe un giorno fare qualcosa. Sto recentemente il film Cossiani. Non l'ho ancora visto però diciamo io sono innamorato del primo Pieraccioni, lo trovo molto poetico, molto anche facile da comprendere, però molto profondo allo stesso tempo. Nonostante le C mancanti. Sì. Tra l'altro Pieraccioni ha fatto un film che si chiama Ti amo in tutte le lingue del mondo. Io volevo provare a impararlo in tutte le lingue, l'ho imparato in 17. Quindi so dire ti amo in 17 lingue. Ti amo in quasi tutte le lingue del mondo. Vabbè, vedi quanti talenti, Vincenzo. In qualunque nazione mi innamoro. Ho grande possibilità di sapere come dire ti amo in quella nazione. Soltanto che poi dici come prima parola ti amo, è difficile poi. Vero, soprattutto anche che so di solo quella parola. Vado in un ristorante, ti amo. Occhio a chi lo dici. Cioè. Sì. È romantico, è un inguaribile romantico. Sei un inguaribile. Romantichino, perché solo 17 lingue, non in tutte le lingue. Però tu 17 paesi. 17 paesi sono parati. Immagino nell'info point per chiedere indicazioni. Ti amo. Bello, però è poetico anche. Però quanta gente va all'info point e dice ti amo? Nessuno. Sì. Immagina questa qua dell'info point. È un point. approccio particolare. Bello. Potrebbe funzionare. Lo testeremo. Prova. Secondo me, guarda. Mi arresteranno? No, io dirò, io ho solo detto ti amo. No, è un messaggio di pace. Per un ti amo non si arresta. No. Anche che tipo in Inghilterra. Poi dipende se su fidanzati. Ti amo è come mi piaci, cioè mi stai simpatico. I like you, I love you. Capito? E anche a un amico si dice I love you. Sì, è vero. Quindi capito, magari non lo prendono. Forse il ti amo italiano è quello un po' più quello tonale. Gli italiani vanno paura. Te chiedo. Tama. Tama, cioè. Senti, parliamo anche un po' di calcio, no? Io allora devo essere sincero. Hai detto wrestling, grande passione. I tuoi hobby? Il calcio lo sto seguendo pari a zero perché purtroppo faccio un lavoro dove il weekend lavoro, fortunatamente, e siccome pure i calciatori lavorano, quindi tutti e due lavoriamo, non ci riusciamo a possiamo essere quasi competitor. Che alla fine nell'economia dell'attenzione si dividono le due cose. Ho dei colleghi che o lavorano direttamente appunto anche in trasmissioni sportive e quindi anche per lavoro devono per forza di cose guardarsi e informarsi per fare dei pezzi, oppure tutti gli altri tipo me è difficile, cioè io ho proprio difficoltà in questo momento a seguire il calcio. Sei fortunato, no, perché purtroppo o il calcio o il wrestling. Il wrestling lo fa il lunedì, quindi è più comodo. Però il Napoli gioca di lunedì. Sì, quindi ma qualche partita la sto seguendo, però molto
diciamo non con l'interesse che avevo. Che Pensa, no. io anche io faccio il fantacalcio, ma sono arrivato al punto che non so chi mi squadra, perché il mio socio poi Magari Un altro male meno da male che è il estirpare il socio, perché fantacalcio, se non no? guardavi le partite magari mettevano i voti finti, No, perché no, ormai no, è no. tutto, però una volta No, si no, metteva una la volta mano. ormai con i siti fanno Sì, tutto in fanno tutto automatico. loro. Oggi è Non è impossibile come fare tempi addietro tutto. dovevi comprare i giornali e fare No. i conti a mano e si è Te li fatto portavi anche in quello. classe. Come no. Bei tempi, bei sì, tempi. sì, Non lo sì, so sì. perché non ho mai fatto fantacalcio, però bei tempi. No, bello il fantacalcio. Sei fortunato anche tu. Senti, altri hobby abbiamo detto, quindi il wrestling, I viaggi. che ne abbiamo parlato anche Sì, sì, prima sì, sì. off record. Sì, insomma. mi piace, vabbè, chi è che non piace viaggiare, voglio dire. A me personalmente sì, ma non solo all'estero, anche in Italia. Io l'Italia sto cercando di vederla tutta, poi ho la fortuna veramente di avere una compagna che condivide anche questa passione con me, e quindi appena possibile cerco di ritagliarmi un po' di tempo per viaggiare, oppure approfittare degli spettacoli in giro per potermi fare degli itinerari e viaggiare e vedere cose, mondi, No, a me mi persone. ha fatto venire in mente che ha detto a chi non piace viaggiare, mi ha fatto venire in mente che un sacco di bio Instagram Ah, ok. hanno scritto travel addicted Sì. e music addicted. Che vuol dire O tutto music e non vuol lover dire e niente. travel lover, ma chi è che non ama viaggiare, che non Ma ama la soprattutto musica? quando fatica, Esatto. cioè, capito? Ma infatti è quello, cioè io vedo sempre gente più influencer. Però io per Influencer esempio di c'ho viaggio. una mia amica che a causa appunto del fatto che è una grandissima appassionata di musica, unisce quello a quello, quindi va a farsi il concerto e si vede quella città Giustamente. un paio di giorni. Ah, bellissimo. Questa è una gran bella soluzione. Bellissimo, questa è la doppia soluzione. Qua Musica il e copy viaggio. così vale, il copy vale così, vedi, travel addicted. Però la musica la puoi suonare in giro, il comico devi trovare sempre il pubblico italiano, a meno che non parli in inglese e fai il pezzo con l'inglese. Vabbè, però le comunità italiane stanno un po' ovunque. Oh, ormai sì, ormai sì. Siamo ovunque. Il prossimo viaggio che ti piacerebbe fare dopo? Ma guarda, il Giappone? prossimo viaggio mi piacerebbe fare, lo lascio scegliere ad Eminem, nel senso che, mo ci voglio dire le due cose, nel senso che sono un grande appassionato di Eminem, l'ho già visto Nonno Eminem, perché è diventato nonno, quindi di pensa due- un po'. Ancora no, non so se è nato. O diventerà nonno. Diventerà nonno. No, se lo chiamo un attimo, vediamo se... Ma poi WhatsApp. viene venerdì prossimo qua. E quindi siccome l'ho già visto 2 volte dal vivo, ma mai con Silvia, e lei anche è una grande fan, stiamo aspettando se ci fa la grazia di fare un tour in Europa, quindi magari chiedi a Gamon se può dirlo ad Eminem, che sono Se lo si stesso, risponde al messaggio del matrimonio, sì, poi sì. gliene invio subito un altro. e quindi capiamo in base al tour dove ci andiamo a inserire. Io già ho fatto Leeds, che per andarlo a vedere, e poi sono andato a vedere a Milano quando è venuto in Italia, 2022? No, forse no, prima del Covid. 2020, no, No. Game. Eminem in Italia No, penso No, prima del 2019 prima del forse, 2020. sì, 2019, sì. Può essere. Il Giappone invece, come ci vivresti? Ci vivrei se potessi fare questo mestiere, diciamo. Ok, quindi bello e ci vivresti. Bello e ci vivrei, ma non posso viverci. Questo Quindi- sì, perché anche noi ci avevamo pensato di trasferirci lì, però... Però bello e ci riandrò. Ok, questo sì. è poco ma Questo sì, sicuro. l'ho detto anch'io, però poi non sono andato più. No, Vabbè, ma ci sei stato adesso pure Vero, tu, 2 anni fa forse. No, perché poi ho saputo anche che ci sono delle parti del Giappone che sono molto carine. Nascoste, Per esempio poco turistiche. il sud, con i Caraibi d'Oriente, loro li chiamano, voglio andarla a vedere. Voglio andare a vedere un po' di cosette che mi mancano. perché Questi ho visto- video su TikTok che sono ma- bellissimi. Ma perché comunque la loro conformazione, ovviamente, quello è un arcipelago, quindi sono isole, non è troppo differente da noi, anche proprio come conformazione geografica, soltanto che quello che cambia è proprio il modo in cui la gente vive quel posto, il rispetto che ha di quel posto, e ti fa tutta la differenza del È un mondo. po' il contrario di Napoli, che è bella ma non ci vivrei. Ma no. Napoli purtroppo ha delle sue proprio lacune in termini di vivibilità che conosciamo tutti, ed è un peccato perché è una città stupenda. Potremmo con l'organizzazione del Giappone, con l'etica del Giappone. Vabbè, diventa un paradiso. Sì, però È un peccato, come fai? veramente. Cioè, veramente come fai? È complicato. È un po' il paradosso della cazzimma, ci siamo atteggiati per tanti anni ad avere la cazzimma come una cosa buona,
però l'abbiamo utilizzata sempre male. Cioè la cazzimata del napoletano. Ma infatti secondo me- io ve l'ho detto prima, secondo me il giapponese è un napoletano senza cazzimma, perché è molto disponibile, però è quella disponibilità tesa non al io sono disponibile perché poi da te qualcosa comunque Esattamente. mi può servire, è un disponibile perché so che se tu stai bene e io sto bene in questo meccanismo in cui tutti stiamo bene, tutto funziona bene. Esatto. Questo è il senso. Non fate mai l'errore in Giappone di chiedere aiuto a qualcuno perché vi può accompagnare anche dall'altra parte della città. Ed è successo. Fin quando non risolve Il tuo il tuo problema. problema, che non è un suo problema, ma diventa un suo problema e tu poi fin quando non lo risolvete sì. insieme. Sì. Anche perché noi con la cazzimma in teoria lo potremmo risolvere più velocemente. Io Siamo penso- tipo l'intelligenza artificiale. Però poi Però la ci sfruttiamo male. sta tanta scimità naturale oltre Esatto. all'intelligenza Quello artificiale. che ci Ma io pensavo in una Napoli giapponese la fila per la circumvesuviana, immaginavo l'ordine per la prendere. circumvesuviana passerebbe ogni 2 minuti praticamente. Non ogni 2 giorni. La circumvesuviana è un proiettile, Mamma mia. Bellissimo. sarebbe meraviglioso. Purtroppo è un'utopia. Eh, È più facile trasferirsi in Giappone. Diciamo. sì, però ci organizziamo tutto. Facciamo un pacchetto completo, magari sconto gruppo. Tu impara come si dice ti amo anche in giapponese, penso già lo sappia. Tra i Aishi Teimasu. Ah, Mamma mia, guarda, ma siamo pronti, siamo brividi. Ma perché per trasferirti là devi avere la cittadinanza, allora devo andare agli Già, uffici almeno con una parola. agli uffici, perché vuoi trasferirti? Perché ti amo. Ti amo. Vabbè. Come può non darti il certificato? No, ma infatti magari mi sposo proprio con la persona che dà i certificati. E ma lì è veramente, perfetto. guarda, Un uomo di mezza età. non capisco perché tu sia ancora qui, davvero. Ma perché non lo sapevo ancora dire, stamattina l'ho imparato. Guarda, veramente è stato un momento emozionante. Potremmo fare invece del calcio Napoli, facciamo, non so, che sport si porta in Giappone? È il sumo. È il sumo, ma anche il Esatto. baseball. Il baseball va fortissimo lì. Vabbè, che Sumo ping-pong. Tokyo 24. Sumo Tokyo. 24. Bello. Ma tu hai bello. talmente Ma tante io- di quelle idee brillanti. io- Dopo Imprenditore. Istat su Motorio 24, diciamo, Sumo Tokyo sui titoli sei forte. Guarda, io sarei. Io andrei verso la chiusura della trasmissione perché ho paura della terza idea che possa. ChatGPT non sei nessuno, non sei nessuno. No. OpenAI, veramente. Vincenzo Io Testa ti mangio, GPT. ti mangio, abbi paura, OpenAI. Però come OpenAI. come si dice ti amo in chat GPT? 100. Codice binare Penso così, 0001000. non l'ho mai detto a un computer, devo imparare Impara anche questo. ad amare i computer. Prima che andiamo troppo oltre con le bellissime idee di Vincenzo Testa, ma faremo poi un Che format ruberanno dedicato sempre. ovviamente a questo, siamo arrivati in conclusione di Caffè Sospeso. Purtroppo. Quindi, prima di salutarci, Ok. se sei stato bene c'è sempre il gettone per il prossimo. Ah, certo, Se cioè, sei stato bene, caso dove no, si inserisce? non ti dico, però c'è il piattino, Eccolo il qua. piattino, Meno male quindi la versione del il podcast caffè di Emule. sospeso resta qui, quindi per il prossimo ospite chiunque Esso sia. esso sia. Forse Gamon. Potrebbe. Un caffè non ce l'offro, potrebbe. che se non mi fa l'album non ti offro Se il non viene caffè. al tuo matrimonio in passato, non... Gamon, facciamo una cosa. Le nozze d'oro. Un album tuo per l'album di matrimonio suo. Bellissimo, con bellissimo. il tuo monologo dentro. Col mio monologo. Certo, hanno fatto questo e poi, non lo so, E quello che poi vuoi andiamo fare a tu. Tokyo Sumo 24 e concludiamo tutto lì. Stiamo cazzeggiando un po' troppo secondo me in questa Bene, chiusura non ci vedranno più per di caffè professionisti. sospeso, ma quello già da tempo mio. E allora non abbiamo perso niente, Riccardo. No, noi no, ma non vorrei far No, fare no, brutta no, figura a io Daniele. ho iniziato già da perdente. quindi non è il problema. Una puntata Come noi, però noi siamo rimasti lì. Vogliamo fare il più grande in bocca al lupo per ringraziare Daniele Assolutamente, Giglio. assolutamente. Grazie mille per essere Grazie a stato voi, qua. ragazzi. Ragazzi, seguite Daniele su tutte le sue pagine social e non solo, noi poi ti troveremo in giro per In giro, l'Italia, Teatro, stand-up teatro, comedy. un po' Sì, un ovunque. po' di. Sì, pure anche sotto forma di Ermal Meta in giro, un po'. Sì. È vero. Cioè ti scambiano. Successo. Successo. Possiamo fare un'altra puntata doppiandolo con la voce di Ermal Meta. Ma tu puoi dire a Gamon, guarda, noi abbiamo avuto Ermal Meta. Ma noi abbiamo e detto tu non in- sei venuto. Questa mi è piaciuta, io la chiuderei proprio così, questa Sì, è sì, un'idea, sì, questo è un'idea convince. geniale, Convince, Vittorio, dai. pensaci tu poi a fare le tue Clippa. magie in regia, grazie a Vittorio Bernardo, grazie al nostro Vincenzo Grazie, Testa Riccardo. e grazie ancora a Daniele Cini, Grazie, Grazie a per voi, essere stato grazie qui con a noi voi. e un grande in bocca al lupo. Grazie, si dice grazie.
quindi grazie. Bravo. Grazie, ma quando si dice vive il lupo? Vive il lupo, io dico grazie. Così Educazione che manca ormai nelle nuove generazioni. Caffè sospeso quando torna? Testa? Chi lo sa, vedremo. Surprise, Vedremo, surprise. Grazie a tutti per averci seguito. Ovviamente questa puntata, così come tutte le altre, la potete trovare sul canale ufficiale YouTube di Calcio Napoli 24. Da Riccardo Catapano è tutto. Un augurio di buona serata a tutti voi con la programmazione ovviamente classica di Calcio Napoli 24 TV. Ciao.